Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Maiano in provincia di Udine. Il comune si trova a 170 metri sul livello del mare e conta circa 6.000 abitanti, ma sarà una puntata particolare perché scopriremo anche gli altri comuni della comunità collinare del Friuli. Non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario. Benvenuti, per me Maiano è stata la partenza della mia famiglia. Subito dopo il sisma del 76 abbiamo avuto il grande slancio della Snaidero che voleva ripartire e aveva bisogno di manodopera fresca. È stata la mia fortuna, insomma, così. Ho avuto anche la gioia di avere 2 figli che hanno frequentato anche le nostre università nella nostra regione, oggi sono in giro per tutto il mondo. Come comune ha tante offerte, cerca di avere questo tessuto sociale di accoglienza, tutto quanto, forse è legato a questo posto anche, questo spirito, e ci auguriamo che cresca sempre di più e che venga sempre più conosciuto e valorizzato. Vi aspetto caramente e siamo qua. Benvenuto dal sindaco di Maiano proprio nella mia cittadina che si trova nel cuore della comunità collinare. Maiano è un paese abbastanza industrializzato, insomma ci sono nomi noti di industrie quali appunto la Snaidero, ma non solo, c'è poi un tessuto artigianale importante che però indubbiamente in questi anni ha sofferto un po' la crisi che ha colpito tutto il territorio nazionale. Nella zona collinare ci sono alcuni tratti pianeggianti, alcune frazioni, ad esempio la frazione di Farla, però su tutto sovrasta la frazione di Sousans con il castello appunto di Sousans. Dal punto di vista storico ci sono sicuramente alcuni luoghi importanti che andrete a visitare, il castello stesso, l'ospitale di San Tommaso, ci sono comunque anche alcune chiesette che meritano una particolare attenzione perché contengono degli affreschi storici importanti. Trovate veramente un po' di tutto, ci sono anche alcuni ristoranti, quindi c'è la possibilità, oltre a fare delle belle passeggiate, a visitare il territorio e i punti storici, anche di poter fare qualche degustazione. Quindi il mio invito è comunque a visitare questa cittadina, anche perché è un simbolo della ricostruzione del terremoto che è avvenuto esattamente 40 anni fa qui in Friuli e che ha portato 1000 morti in tutto il Friuli. Maiano purtroppo è una delle città che ha subito danni molto ingenti alle case, alle infrastrutture, ma anche ha avuto un numero importante di morti. Ma come si può vedere la ricostruzione è stata completata e questo sicuramente penso sia un motivo di orgoglio. La parola al parroco di Maiano che arriva dal Burundi. Sono Don Emanuele Rundizze, parroco di Maiano, Sousans, San Tommaso, Commerzo e Farla. Sono 3 anni e mezzo che sono qui parroco, però sono 22 anni che vivo qua in Friuli. La realtà era abbastanza, complessa, in quanto a un certo punto mi sono ritrovato a fondere
diciamo, il lavoro pastorale di 3 preti che erano completamente distinti, ecco, tra di loro. Però con pazienza, con calma, siamo adesso riusciti anche a formare dei consigli parrocchiali che sono anche capaci di interagire tra di loro. Naturalmente con i consigli ci siamo, rimane ancora la parte di altri cristiani, ma in realtà vedo che c'è dei passetti piccoli. Esempio, la catechesi viene fatta in 2 realtà, a Suzans e a Maiano, per i fanciulli. Le attività estive realizziamo solo a Maiano. Ciò permette un incontro anche dei stessi genitori o dei nonni che portano questi bambini, ecco, per stare adesso insieme, anche facendo qualcosa di utile. Poi ci sono delle piccole feste che succedono, ecco, che si cercano di coinvolgere e gli uni e gli altri. Naturalmente, come in ogni società, c'è chi corre più veloce, c'è chi corre più lento, ma credo che tutti ci dobbiamo arrivare. Il messaggio è molto semplice: riuscire a collaborare, innamorarsi anche della propria parrocchia, della propria realtà. Questo crea unità, crea comunione. Poi qualcuno tende ad amare il parroco o a odiarlo. Io direi piuttosto di sapere apprezzare il lavoro che si possa fare comunitariamente, perché quello ci permette una certa crescita, anche perché ci dà una certa autonomia, anche di crescita di fede, nonché sociale. Adesso andiamo ad incontrare il presidente dell'associazione Amici dell'Ospitale. Amici dell'Ospitale è un'associazione di volontariato che annovera ad oggi 256 soci, un centinaio di sostenitori morali e quasi 600 simpatizzanti, non solo del nostro territorio, del Friuli, ma anche delle altre regioni e dall'estero. È sorta per far conoscere l'Ospitale e la sua storia e per sostenere il progetto di rinascita e di riscoperta dei cammini ad esso collegati. La convenzione che abbiamo stipulato con il Comune di Maiano, che ne è proprietario, ci permette di fare delle visite guidate e di organizzare degli eventi culturali che sono legati al periodo storico dell'Ospitale, che è il Medioevo, ai cammini ed anche al rapporto tra Occidente ed Oriente. A tale scopo abbiamo istituito il Centro Studi San Tommaso, che è presieduto dallo storico medievista di fama internazionale, il professor Franco Cardini, coadiuvato da 2 storici del nostro territorio, il professor Gri e il professor Floramo. Se venite all'Ospitale troverete sempre ad accogliervi qualcuno dei nostri volontari che vi offrirà un'ospitalità gratuita per assaporare quell'atmosfera particolare che qui si respira, che sarà la stessa che respireremo oggi grazie al contributo di tutti i nostri volontari che hanno reso questa giornata probabilmente una giornata indimenticabile. Venite, vi aspettiamo. E nella storica cucina dell'Ospitale di San Giovanni di Gerusalemme andiamo a degustare i piatti tradizionali e le tipicità del luogo. Benvenuti alla nostra tavola imbandita con i migliori prodotti, le migliori selezioni
non sono tutte ma sono tante, dei prodotti del collinare friulano. Per far capire un attimino com'è la tradizione della cucina friulana bisogna dire che la cucina friulana è una cucina povera. Direi innanzitutto da partire dai prodotti, diciamo il re e la regina del collinare friulano, che sono rispettivamente il prosciutto di San Daniele e la trota di San Daniele, perché praticamente questi due prodotti sfruttano appieno le due risorse più importanti e più abbondanti che abbiamo in Friuli, che sono il microclima di questa zona, mentre la trota di San Daniele sfrutta il fiume Tagliamento, che è un fiume comunque unico in Europa ormai per tipologia, perché corre nel suo letto da quando è nato, quindi non è stato modificato il percorso ed è sempre quello, acque pulite, acque di risorgiva. Oltre alla semplice trota salmonata affettata, come vediamo, si sono fatti dei bocconcini in agrodolce buonissimi con la polenta, oppure i guancette, vengono prese le guancette della trota o con le uova. La risposta friulana alle uova di storione, perché no? C'è molto altro da dire, no? Partiamo sicuramente dal nostro fricco di patate, piatto tradizionale friulano ormai molto conosciuto in Italia, per fortuna è stato esportato. Semplice, patate, cipolla arrostita e dei formaggi delle nostre latterie. Andiamo avanti, abbiamo una zuppa di orzo e fagioli, un piatto povero, abbiamo una buona varietà di fagioli e viene fatta questa minestra con le cotiche dentro, così sfruttiamo anche le cotiche del prodotto. Il Friuli non spreca niente, specialmente sul mangiare. Poi abbiamo le coste di maiale con la verza, altro piatto molto povero, in questo caso arricchito dal pestat di Feagne, si chiama così, è un presidio slow food ed è praticamente una maniera per conservare profumi e aromi delle verdure e delle erbe nello strutto di maiale per poterle consumare durante l'inverno. Poi abbiamo la brovada e musetta. La brovada sono nient'altro che le rape messe nella vinaccia. Abbiamo le nostre selezioni di formaggi delle latterie, in questo caso la latteria di Fagagna con del fricco croccante. Questo qua è fatto a lecca per essere mangiato come un calecca. Qui abbiamo dei prodotti a base di lumache. È partita questa azienda da poco ma con ottimi risultati. Abbiamo dei vini biologici, assolutamente biologici, quindi si guarda anche alla salute sia nostra che del prodotto. Abbiamo questi cioccolatini in caso da questa azienda la cui titolare è partita nella produzione appunto di grappe e ha voluto unire anche la passione della cioccolata e creare dei cioccolatini con dei gusti unici, particolari, stagionali. E abbiamo i biscotti di Brazzà. Siamo la regione più a nord Europa assieme al lago di Garda, diciamo, per la produzione di olio di oliva. Il Friuli adesso ha il più alto numero pro capite di birrifici artigianali, in questo caso sono fatti a Forgaria, che sono vicino al fiume Arzino, che è un fiume dall'acqua cristallina, pulitissima. Abbiamo dei formaggi caprini. Abbiamo la nostra polenta, che prima avete anche visto la signora che si dice polente pocade in friulano, che vuol dire polenta fatta con il mestolo. Poi sulla brovada l'accompagnamento perfetto è il musetto, che viene accompagnato anche a tutti questi salumi spettacolari, delle soppresse, degli speck, delle pancette, abbiamo dei salami stagionati o meno, insomma sono dei prodotti che comunque, specialmente questa azienda, anche bada molto alla provenienza, alla salute del maiale e all'allevamento, deve raggiungere il giusto peso nella giusta maniera. Non dimentichiamo anche il pane, perché con i salumi ci vuole anche una bella fetta di pane. Questo qua vengono dal forno d'Arcano, è un forno speciale perché lavora con prodotti biologici, lavora con lievito madre, lievitazioni lente, sono da ormai più di 20 anni che fanno questo lavoro e lo fanno in maniera egregia. Venite a trovarci in Friuli perché siamo gente un po' riservata ma molto accogliente, vedete che i prodotti sono eccezionali e troverete senz'altro soddisfazione per gli occhi, per il palato e anche per l'animo, perché no? Perché insomma sono tutte cose che fanno bene all'animo. E con il presidente della comunità collinare del Friuli andiamo a visitare gli altri paesi del territorio. Il Consorzio delle Comunità Collinare è un consorzio nato volontariamente da parte di 15 comuni esattamente 50 anni fa. I comuni sono 15, in ordine alfabetico sono Buia, Colloredo di Montalbano, Coseano, Dignano, Fagagna, Fleibano, Forgaria del Friuli,
Maiano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande, un totale di circa 50.000 abitanti per un totale di estensione 370 km quadrati. È un territorio collinoso di rara bellezza dove storia, cultura, natura, ambiente e anche gastronomia hanno un solo nome: eccellenza. Noi siamo qui nella Sala degli Specchi del settore ovest del castello di Colloredo di Montalbano, ed è il primo castello che cito perché il territorio collinare è un territorio molto ricco di castelli e di storia. Poi abbiamo il castello di Susans di Maiano, che è in cima a un colle, e da lì un panorama sia dalla parte del Tagliamento sia dalla parte della pianura friulana eccezionale. Abbiamo poi il castello di Rive d'Arcano, d'Arcano Superiore, molto ben tenuto e un po' anche abitato, se vogliamo. Castello poi di Villalta di Fagagna, alto fortilizio risalente al X e XI secolo. Poi abbiamo il castello di Ragogna, il più piccolo, ma il più antico, risale al VI secolo ed è anche lì un paesaggio bellissimo sul Tagliamento. Altri importanti cenni storici e siti storici si possono dire che abbiamo nella fortezza di Osoppo, nota appunto per le vicende belliche, il borgo rurale di Santa Margherita del Gruagno e il castello di Caporiaco. Non abbiamo solo storia, ma abbiamo anche cultura, nei tanti musei e soprattutto nella biblioteca guarneriana conosciuta in tutta Italia, fondata nel 1466 da Guarnerio d'Artegna. Poi abbiamo anche il Museo della Grande Guerra di Ragogna, il Museo delle Fornaci di Treppo. La Chiesa Coccel di Fagagna, dove sono esposti tutti, gli attrezzi e le cose che riguardano l'agricoltura tradizionale che era qui in Friuli. Il Museo della Medaglia di Buia e il Museo Territoriale di San Daniele del Friuli.
Nel nostro territorio abbiamo noi 2 siti di importanza comunitaria, il fiume Tagliamento nel tratto che va da Ragogna fino a Dignano e il lago di Ragogna a San Daniele. In comune di Forgaria poi abbiamo il famoso progetto Grifone assieme al lago di Cornino, che è un progetto realizzato appunto attraverso la comunità europea, che ha il compito appunto di avere un luogo dove questi grifoni possono abitare, nidificare e avere un punto di riferimento. Le osi dei quadri Tifagagna, dove ci sono le cicogne e l'ibis che vengono accuditi. L'invito appunto è a visitare questo stupendo territorio dove l'eccellenza è di casa. Il comune di Maiano e l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme sono inseriti all'interno dell'itinerario dell'antica Romea Strata. Andiamo a saperne di più con Don Raimondo. La Romea Strata è la riscoperta delle vie di pellegrinaggio nel nord-est d'Italia e quindi intende riaprire un percorso per i pellegrini che provenivano dal nord-est d'Europa. Ci troviamo qui a Maiano, dove è presente la via Romea di Alemagna, che proviene dal Tarvisio, quindi dall'Austria, dalla Carinzia, e va verso poi Concordia Sagittaria. È un percorso molto bello lungo il fiume Tagliamento che riscopre molti borghi interessanti lungo il percorso e lungo l'itinerario. Qui a Maiano c'è una perla unica che è l'ospedale di San Giovanni, già presente nel Medioevo. La Romea Strata quindi trova qui un suo punto di forza incredibile, perché questo luogo emana in sé una energia e una forza storica che può dare un impulso e un grande entusiasmo ai nuovi pellegrini che si dirigono verso Roma, Santiago e Gerusalemme. Adesso andiamo a conoscere sinteticamente la storia dell'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. L'ospedale è stato fondato nel 1199 dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme grazie a una donazione di Artuico di Varmo. Ce n'erano quasi un centinaio in Friuli, proprio perché qui c'erano i porti dell'Alto Adriatico per andare a Gerusalemme. Per fortuna qui al centro del Friuli, vicino a San Daniele, in comune di Maiano, si erano conservati i resti di questo antico ospedale, diroccato perché c'è stato il terremoto del 76, no? E nessuno conosceva le sue origini, abbiamo studiato la sua storia e siamo riusciti a partire con i restauri nel 2009. I restauri sono stati particolarmente attenti perché abbiamo scoperto, studiando la sua storia, che era l'ultimo rimasto. Aveva anche la pergamena istitutiva del 31 luglio 1199 che raccontava degli altri ospedali che non ci sono più, raccontava del suo legame con l'ospedale stesso di Gerusalemme, quindi attraverso questa pergamena si testimonia essere il modello, no, degli ospedali
europei moderni che si organizzano proprio in quel periodo lì grazie a questa rete di cammini e di ospitalità. Il suo antico toponimo era ex ospedale longobardo, probabilmente c'erano delle preesistenze. Nella pergamena si dice che la chiesa già era esistente ed è una chiesa dell'XI secolo con affreschi del 200. Gli affreschi esterni sono i più antichi in Friuli e così ben conservati. All'esterno sono il San Cristoforo gigantesco, uno dei più belli con questo viso rassicurante, e vicino ci sono il San Giacomo che indica a occidente il suo cammino, il maggiore. Guarda invece avanti San Nicola verso Bari, verso la via Adriatica, verso Gerusalemme, e poi c'è San Giovanni di Gerusalemme, che è San Giovanni Battista, anche l'elemosiniere, insomma, che è il titolare, no, di questo ospitale e dell'ordine che lo ha organizzato. E la casa del priore è compresa con i suoi archi romanici, la sua loggia, tra la torre e la cucina, ed è leggermente successiva, sempre del 200. La ricostruzione dopo il 1348 riporta 2 finestre ogivali e sono uguali alle 2 finestre della facciata del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Quindi questa è una traccia interessante, no, del legame con Gerusalemme, con la via verso Gerusalemme. San Tomàs de Maian, con l'Eglesia e l'Ospital di San Juan, dal 1199, us invide dal nostro territorio con le bellezze che vi sviodut, naturali, culturali e storiche. E vin tantas robes di contaus e di faus viodi. Venite spetin, mandi a tutti. Il comune di Maiano, l'ospitale di San Giovanni di Gerusalemme e anche gli altri paesi della comunità collinare del Friuli vi aspettano. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Maiano e negli altri paesi della comunità collinare del Friuli. Ciao!